Assessore Battaglia, questa sera a Corno per parlare di SLA, perché bisogna parlare di SLA? Per rendere sempre più consapevoli le persone che esiste questo tipo di malattia, perché è giusto parlarne, è giusto anche così alimentare anche la ricerca. Io sono qui presente stasera perché la provincia di Udine è stata molto partecipa all'associazione, perché abbiamo donato il mezzo che è a disposizione adesso appunto dell'associazione, che permetterà loro di effettuare sia le gite, per cui anche i momenti di svago, ma anche di poter attraverso il mezzo appunto raggiungere gli ospedali o le necessità che appunto si hanno i malati di SLA. Ecco, fino a qualche anno fa questa malattia era, diciamo così, circoscritta a quelli nell'ambito sportivo, poi purtroppo la situazione è un'altra, no? La realtà dei fatti. Esattamente, qui in Friuli Venezia Giulia abbiamo sentito prima la Presidente dell'associazione che indicava che ci sono un centinaio di persone malate di SLA, per cui l'attenzione deve essere alta e sicuramente come istituzione dobbiamo parlare di SLA per rendere sempre più consapevoli le persone di questo tipo di malattia. Bisogna parlarne, bisogna sensibilizzare ancora, c'è ancora molto da fare e noi qui facciamo un pezzettino. Ecco, queste serate servono anche per far conoscere bene, no, la realtà dei fatti, perché molto spesso la SLA viene associata allo sport, poi invece Colpisce tutti, chiaramente, non guarda in faccia ceti sociali, non guarda in faccia età, non guarda in faccia sesso, colpisce tutti quanti e quindi è giusto informare il pubblico di questo. possiamo dire, tra parentesi, che la stronza si può battere. Si può battere, battere a suon di bastonate. Come hanno detto prima, non si guarisce, però si può curare. Si può aiutare la persona a ottenere un livello di vita sicuramente elevato ed alto. E serate come queste servono anche per far conoscere meglio, no, la situazione. Assolutamente sì, farle conoscere, ma soprattutto per sensibilizzare. Non soltanto conoscenza ma anche sensibilità, a tutti i livelli anche qui, insomma speriamo anche nelle istituzioni. Presidente, l'importante è parlare perché bisogna far conoscere questa malattia, no? Assolutamente, penso proprio di sì, anche perché fino a poco tempo fa, diciamo a 9 anni fa, non se ne sapeva proprio nulla. Adesso a forza di parlarne io direi che non so se si possa dire che non c'è nessuno in Italia che non sa che c'è, però diciamo che abbiamo raggiunto un bel livello di conoscenza. Senta, molto spesso questa malattia all'inizio veniva sempre associata nell'ambito sportivo, poi invece la realtà dei fatti è un'altra. Diciamo che è abbinata in ambito sportivo soprattutto al calcio, questa è una verità perché una percentuale di calciatori che prendono questa malattia c'è, è una verità, però diciamo che è una malattia che colpisce tutti, c'è questa probabilità maggiore nel calcio, questo è vero. Ecco, lei nel discorso finale che ho sentito ha detto una cosa molto importante, no? Mentre in altre regioni d'Italia si sbatte la porta, in Friuli invece è sempre aperta. Ecco, io direi di sì, adesso che proprio si sbata, no, perché sennò magari mi denunciano, non si sa mai, però in effetti nelle altre regioni non c'è tutto questo interessamento, tutta questa sensibilizzazione e anche questi medici che effettivamente si pigliano carico dei malati e la regione stessa è veramente una regione ottima. Tempi in cui si parla tanto di mala sanità, essere vicino invece alle persone che hanno bisogno è importante, no? Mamma mia, è importante, è fondamentale, soprattutto a malati di questo tipo che a un certo punto hanno veramente bisogno di tutto, nel senso che 24 ore su 24 ci vuole qualcuno che li segua e a quel punto lì bisogna per forza. Poi mi permetta di sottolineare anche questo, lei tra l'altro ha vissuto una storia di SLA con suo marito eccetera, dunque sa esattamente di che cosa stiamo parlando e raccontare alle persone la sua storia cosa vuol dire? Che domanda difficile. Vuol dire che tutto sommato, io ho detto prima che io cerco il positivo in tutto. Vuol dire dare positività a un fatto negativo. Soprattutto in una malattia che purtroppo non conosciamo ancora la cura diciamo ufficiale per poterne uscire, no? Ecco, è una malattia in cui adesso per fortuna stanno studiando tantissimo e io penso che si troverà qualcosa, si sta già trovando qualcosa, quindi la speranza c'è. Ecco, però è una malattia che ancora non ha terapia, e questa è una verità. Possiamo dire una goccia nel mare che però si sta espandendo.
Assolutamente, e io sono convinta, ripeto, che si espanderà bene e che salterà fuori qualcosa. Io sto aspettando. Quella volta faremo una grande festa, come Isla naturalmente. Si parla di SLA, Corno di Rosazzo, con l'assessore di competenza, ma soprattutto la gente risponde perché è un problema che si fa sempre più sentire, no? Sì, Corno di Rosazzo in effetti è una realtà che sostiene le iniziative a favore della SLA perché è una questione sulla quale bisogna tenere alta la soglia di attenzione. Nadia e Andrea fanno parte della nostra comunità e ci aiutano nelle finalità e ci aiutano a sostenere l'AISLA Friuli Venezia Giulia, e per l'amministrazione comunale questo è importantissimo e continueremo a sostenere tutte le iniziative di Nadia e Andrea. Senta, io le rigiro la domanda: cosa vuol dire per un'amministrazione comunale oggi, con il patto di stabilità e tutto quello che ne consegue, aiutare le famiglie bisognose? Vuol dire stare sul territorio, individuare i casi che hanno più bisogno del nostro aiuto e, nonostante ci siano tante difficoltà, riuscire comunque a dare un sostegno, che non vuol dire solo un sostegno economico. Si tratta anche di una serie di altre iniziative che possono interessare il malato o comunque la persona bisognosa, e l'amministrazione, in questo caso l'amministrazione di Corno, sostiene appunto tutte le iniziative, al di là di quelle di aspetto economico, che possono appunto aiutare le persone che hanno bisogno. La comunità ha risposto? Beh, abbiamo visto che c'è stata gente, la comunità di Corno è vicina a queste iniziative. Sapete che qui a Corno abbiamo già, neanche un mese fa, abbiamo fatto una bellissima cena in quel del Gallo con la famiglia Pezzano che ci ha ospitato, dove abbiamo raccolto appunto dei soldi per la SLA. La comunità è molto attenta, anche perché all'interno della comunità purtroppo c'è questa malattia, e cerchiamo di combatterla raccogliendo fondi per la ricerca, che credo sia l'unica cosa che ci sia da fare in questo momento per questa malattia. Tanta ricerca e trovare una soluzione. Senta, io le faccio una domanda da semplice cronista di provincia, però lei che è un amministratore. La stessa cosa ho chiesto alla sua collega, diciamo, di maggioranza. Oggi come oggi, cosa vuol dire per un amministratore comunale poter raccogliere fondi per aiutare chi ha bisogno? Beh, è indispensabile, nel senso che un amministratore di una comunità come quella di Corno di Rosazzo deve saper raccogliere fondi anche per chi ne ha bisogno, nel senso che noi gestiamo una comunità che non è grandissima e nel nostro bilancio non abbiamo possibilità di dare. Soprattutto, mi permetta, con la mannaia del patto di stabilità che vi impedisce, insomma. Non riusciamo a muoverci da nessuna parte, abbiamo grosse problematiche di bilancio. Con queste manifestazioni, mettendo a disposizione comunque una struttura che è Villa Clinica Bassi. Noi per queste attività la mettiamo a disposizione gratuitamente ed è giusto che sia così. Raccogliere fondi è indispensabile perché, come ho detto prima, la ricerca deve essere la spada di Damocle che riuscirà a sconfiggere la malattia. Dunque possiamo lanciare un messaggio anche ai nostri telespettatori che le amministrazioni, seppur lo Stato le frena, sono sempre a disposizione e con le porte aperte per i cittadini. Noi siamo completamente a disposizione per qualsiasi iniziativa che sia benefica. Questa comunità e l'amministrazione comunale con questa villa, ma anche con la sala comunale dove facciamo il consiglio, con qualsiasi struttura che sia comunale, è a disposizione per qualsiasi associazione che ne abbia bisogno e che gli serva per i fini sociali.